Una giornata ricca e intensa di manifestazioni che l'Arma dei Carabinieri oggi dedica a un grande Guazelli. Il trentennale della scomparsa del maresciallo maggiore Giuliano Guazelli, medaglia d'oro al valor civile. Un messaggio importante, quello del ricordo, quello della storia. E un uomo che ha lasciato un segno. Il segno è quello della lotta alla mafia, contro ogni mezzo, anche a costo di perdere la propria vita. Il maresciallo Guazelli continua a vivere giorno dopo giorno, siamo arrivati ai 30 anni dal suo martirio, non a caso uso questa definizione perché Guazelli era consapevole dei rischi che correva, è dato incontro alla morte per l'amore per questa terra, per l'amore rispetto ai cittadini. Io dico che è un esempio per i giovani, un esempio per tutti quanti noi di amore per l'Italia. Cosa è cambiato rispetto a 30 anni fa? L'Italia è cambiata, anche la Sicilia è cambiata, anche l'Agrigentino ovviamente è cambiato. Oggi probabilmente c'è un maggior senso di legalità, ancorché ci sia ancora molto da lavorare. I giovani sono consapevoli di quella che è la gravità del fenomeno mafioso che prima di tutto mina il loro futuro e questo non è cosa poco. Cominciamo da aprile, al 4 aprile, una serie di celebrazioni per i 30 e i 40 anni quest'anno delle vittime che hanno difeso la nostra Sicilia, il cui sacrificio è stato determinante per la liberazione della Sicilia dal gioco mafioso. La battaglia è vinta, ma non definitivamente. Celebrare, ricordare serve anche a capire i nuovi tentacoli della mafia dove vanno, dove si insinuano e come vanno schiacciati, come questo orribile mostro che ha succhiato il sangue a intere generazioni siciliani debba essere definitivamente sconfitto attraverso i nostri giovani, attraverso i nostri ragazzi. Solo con l'esempio di uomini come il maresciallo Guazelli i nostri giovani possono essere davvero il futuro della Sicilia, possono costituire una leva per il riscatto definitivo della Sicilia dalla mafia. Un'intensa giornata di attività oggi in ricordo di Guazelli. Sì, oggi sono i 30 anni della morte del maresciallo Giuliano Guazelli, una morte atroce, trucidato dalla mafia. Agrigento ricorda, la memoria è importante, il ricordo di questa persona che è un servitore dello Stato e quindi è un martire, un eroe. Questo dovrebbe essere l'esempio a tutti i giovani che iniziano le loro attività, iniziano ad affacciarsi al mondo del lavoro. È un esempio. Vorrei anche cogliere l'occasione in questo momento anche salutare la comunità di Gallicano che è il paese di nascita del maresciallo. Mi sono sentito giorni fa col sindaco di Gallicano e anche loro oggi stanno rappresentando, stanno commemorando questo giorno importante per noi. E quindi voglio salutare la comunità di Gallicano e sono fiero, lusingato di essere un agrigentino e di aver ospitato una così grande persona come Giuliano Guazelli.